Buonasera a tutti, benvenuti nella Galleria Dantebus Margutta di Roma. Prosegue il ciclo di presentazione degli autori Dantebus. Abbiamo questa sera con noi Rosetta Ventura, benvenuta. Grazie a tutti. Presentiamo le poesie pubblicate all'interno della collana Poetica Vie nel volume 4. Prima di cominciare, la dottoressa Aurora Algeri leggerà una piccola introduzione. L'intenso percorso artistico della profonda autrice Rosetta Ventura corrisponde al cammino biografico, umano, spirituale e culturale, avendo come fine ultimo la ricerca di un quid che possa definitivamente dare un senso all'esistenza, che possa illuminare tanto l'universo interiore che quello esteriore. Rosetta invita quindi il lettore a fargli da fedele compagno di viaggio. In questa traversata le emozioni rappresentano la stella polare, il faro nella notte, che possono condurre i naviganti ad un porto sicuro. Applauso. Allora, tutto nasce da un anelito che è poi un anelito alla conoscenza, no? Che è evidente in tutto il tuo percorso poetico, ad un quid che in qualche modo non solo sia un qualcosa che dà un senso, ma un po' come poi nella storia degli Argonauti è un bello d'oro che possa guarire anche quella ferita che ci portiamo dentro, no? È così? Nasce così la tua poesia? Sì, nasce proprio dal bisogno di fare un viaggio interiore, anche dove poter riconoscere me stesso, no? In modo tale poi da poter condividere e ad aprirmi profondamente, no? In modo vero. Ecco, questa è una cosa molto importante, no? Non essere costruita, perché comunque quando siamo noi stessi ci rendiamo conto che anche gli altri riescono a vedere in modo diverso anche la bellezza della nostra anima, quindi è importante anche questo passaggio per me. Ecco, si avverte, non solo in queste poesie, anche nelle altre, insomma, che poi abbiamo letto nel corso del tempo, come se tu avvertissi profondamente questa diatriba che c'è tra l'anelito che abbiamo dentro a un per sempre e poi invece la realtà di una vita, di un'esistenza umana che è per forza di cose limitata nel tempo e nello spazio. Sì, è vero, la vita tante volte ci segna, però per me è stata una vera e propria terapia scrivere, perché comunque ha trasformato proprio il mio modo di pensare e di vedere le cose. Proprio il dolore è diventato quasi una luce, perché nel silenzio del dolore sono riuscita a trovare delle parole meravigliose, dove poi molti si sono riconosciuti, quindi è stato per me proprio una scoperta. Allora andiamo a leggere proprio le giuste parole che spiega poi anche, no? Questo tuo modo di scrivere, questo tuo modo di essere, dove la parola non è buttata così a caso, no? Ma è sempre pensata cercando di trovare la parola giusta. Le giuste parole. Ho sete, un nodo alla gola improvviso. Mi alzo, ho sognato. Il sudore accarezza il mio collo ed io confusa guardo fuori dalla finestra. È una vita che ti aspetto, inutilmente. Hai stravolto la mia vita senza cambiarmi. Volevi dirti ti amo. La tua presenza ha cancellato tutto il resto. Ho dubitato del tuo amore e ti ho perso per sempre. Ho sbagliato tutto. Ero fragile. Le tue parole vivono in me. Gli inquieti sanno com'è difficile sopravvivere alla tempesta. Navigo, spero solo sia una lunga pausa. La parola è profondità che crea forma e autocomunicativo. Ecco, il logos, secondo i greci, vuol dire pensiero e parola, e tu hai appunto un grande rispetto del logos, addirittura nel protovangelo di Giovanni viene identificato addirittura con Dio. E che ruolo ha in tutto questo la poesia, che è parola non solo pensata, no? Ma è parola incarnata sulla pagina che poi si fa anche arte. Sì, la poesia è
è proprio la quotidianità, è quello che viviamo, quindi è anche quell'attimo dove tante volte magari nascondiamo quello che proviamo, quindi la necessità di dire anche la verità è anche di farlo al posto di chi magari non ne ha il coraggio tante volte, no? Vuole sembrare più forte di quello che è. Allora leggerlo forse può anche aiutare un altro ad aprirsi, no? A non vergognarsi anche di quello che prova, perché tante volte si ha anche quella fragilità, no? Quella vergogna quasi di dimostrare come stiamo. Allora è importante anche quello, educare forse un pochino anche a quello. Pagina 74, momenti di poesia. Ho macchiato d'inchiostro il foglio bianco. Un fiume di parole muove la mano. Un'esclamazione esce dalle righe e un punto blocca il pensiero. Ogni tanto la virgola si addormenta e il ritmo di un verso si stravolge completamente. La sensibilità ispira, supera ogni curva. La poesia è una foto scattata dal cuore attraverso gli occhi attenti. Ecco che allora, come abbiamo detto, la tua poesia, non solo in questo libro, è quel viaggio alla ricerca appunto di un senso o di quel vello d'oro che guarisca le ferite. Però la cosa bella di questo viaggio è che non lo compi soltanto in una direzione, cioè non lo compi soltanto in avanti, il presente, il futuro, ma è un viaggio che poi ti fa guardare anche al passato, no? E a riguardo c'è una poesia molto commovente, no? Che è Viaggio con te, pagina 70. Viaggio, e intanto leggo il libro dei desideri svaniti. Tu sei nelle prime pagine, è il dolore più grande. Prova ad immaginarti, ma riesco solo a sentire il tuo odore. Strano il mio destino, era un passo dal tuo cuore senza arrivare mai. Ti ho desiderato per anni. Ero stata scelta da te come mamma, ho provato a rinunciare a te, ma è un'assenza incolmabile. Mi consola saperti vicino, Dio, perdonami se vuoi. La vita ha deciso per noi di spezzare il filo che ci univa. Tu eri il mio lungo viaggio, io ero la tua destinazione. Passiamo così a introdurre un'altra metafora calzante, oltre a quella del viaggio, che è quella dell'albero, ok? Che tanto richiama l'albero della vita, che in qualche modo è un imago dell'Eden perduto, no? E tanto può richiamare, insomma, le querce, infatti c'è questa poesia dedicata alla quercia, che quando ci sono i momenti di intemperie punta forte le radici al terreno per poi spalancare nuovamente le braccia verso l'alto quando arriverà il sereno. Ecco, tu hai fatto così, nei momenti di difficoltà hai puntato forte le radici nel terreno, no? Sì, è vero. Bisogna innanzitutto ricordarsi proprio che abbiamo le radici, no? E chi siamo stati, perciò poi è importante anche ricordarci del passato, perché un po' è come una scultura che in un certo senso ci definisce, e quindi a mano che cambiamo ci rendiamo conto proprio che poi riusciamo, un po' come l'albero, ad alzare proprio lo sguardo, quindi poi a un certo punto riusciamo proprio a cogliere la luce, le sfumature, tutto quello che ci circonda, e quello ci cambia profondamente, un po' come le foglie che cadono e poi a un certo punto nascono nuovi frutti e vediamo anche la bellezza che abbiamo, no? È un po' quello, un po' riscoprire anche la nostra bellezza man mano che magari maturiamo o dopo aver attraversato dei momenti molto difficili. Pagina 71, quercia. Maestoso albero, dalle foglie lobate, di colori di rosso e di giallo in autunno, preferisci terreni profondi in posizioni soleggiate. Su rami spuntano le ghiande, sulla corteccia, con l'avanzare del tempo, compaiono sempre più fessure longitudinali. Nidi d'uccelli adornano la tua folta chioma tondeggiante. T'abbraccio, hai raggiunto
500 anni e i tuoi 30 metri di altezza baciano il cielo. Mi sdraio sotto la tua ombra e mi accorgo che sei un pesantissimo gigante. Radichi molto profondamente, con la tua energia domini il cielo e la terra. C'è stato un momento in cui hai dovuto accettato la tua storia, fatta inevitabilmente, no? Di tempeste, di bonaccia, di gioie e dolori. Sì, ci sono stati tanti momenti che ho dovuto farlo, però col senno di poi mi sono resa conto che se non attraversavo quei momenti oggi non ero quella che sono, non sarei stata completa. In una famosa canzone Cohen dice che c'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Bellissimo, vero? Pagina 82, la mia storia. Quando parlerò di te non avrò lacrime da offrire, anche se non riavrò indietro niente di me. Ti scorderò, farò quello che non ho mai fatto. Sarò un'apertura d'ali che abbraccia il mondo, senza pesi sul cuore. Sono felice. Chissà se lo sai. Poco importa, merita di più. E però in un viaggio, se è un viaggio per mare, no? In qualche modo una bussola, un riferimento serve, no? Qual è stato il tuo riferimento, la tua bussola, la tua stella polare? Il mio riferimento è stato proprio la fermezza a un certo punto, no? Di non fermarmi mai, di guardare sempre oltre e di credere che c'era sempre un altro giorno da vivere da capo. Quindi è stato questo che mi ha sempre aiutato, la speranza. Non ho mai perso la speranza nelle cose. Va dove ti porta il cuore o dove o bisogna andare invece oculati con la mente? Dipende, ci sono alcune scelte che bisogna farle in modo oculato e alcune che magari se seguiamo il cuore lui ci guida sempre bene perché sa quello che proviamo, quindi non mente, ecco. Pagina 86, vortice di emozioni. Ho raccolto un quadrifoglio. Porto gli occhiali da sole e piango da giorni. Il mondo sembra vuoto e le parole che non ti ho detto sono echi che si ripetono ogni notte, nel cuore e nella testa. Un grande dolore ha messo radice, è immune al mio volere. Mi trascina in un vortice di sconforto, ma io voglio calma. Lascio questa croce ardere nel fuoco del passato, cancellerò il tuo volto e non avrò più fame. Quale porto cerchi? È un porto fatto di semplicità, ecco, fatto di piccole cose da vivere, dove ci sia autenticità e verità. Pagina 83, in cerca del porto. Incerta navigo. Non voglio gettare l'ancora, potrei ferire il mare. La tempesta è la mia bussola, le stelle il mio faro. Affogherò se non trovo il mio porto sicuro. Vedo un gabbiano e alzo le mie vele. Non perdo la rotta. Voglio finire la mia vita con i piedi per terra. E allora due elementi sono fondamentali per giungere alla meta. Il primo, un pochino ne hai già parlato, conoscere gli abissi, vincere in qualche modo il buio e la morte, ma come Ulisse conoscere anche il canto delle sirene, no? Pagina 85, l'altra dimensione. Ho visto la morte, è nera come l'inchiostro. Ho ricoperto il mio corpo con un lenzuolo bianco. I miei piedi sono sporchi di sangue e i miei occhi dormono il sonno eterno. Nella mano l'ultimo istante della memoria. Durante l'ultimo respiro la mia anima si è evoluta. Anni di sacrifici ricompensati dai miei cari. Il loro amore mi renderà immortale. Non ho vissuto invano. Il lume della vita si è spento. Si è accesa la luce della morte.
Si muore dove si è sempre vissuti, è un destino comune che si realizza. La tomba è vuota, lasciate nei prati bei fiori, la morte è trasformazione, niente lacrime. Eccomi, sono il vostro angelo, faccio parte del disegno di Dio. Quindi bisogna morire per rinascere. Un po' sì, un po' bisogna morire dentro per far rinascere una nuova stella da guardare, ecco, quello sì. A volte bisogna far morire una parte di noi che ci ferisce per ricominciare. L'altro elemento che è completamente fuori dal comune nella società odierna, dove si corre a 1000 all'ora alla ricerca continuamente dell'avere e dell'apparire, è invece quello di riuscire a trovare un tempo per ascoltare il respiro della vita e ascoltare il battito del cuore, no? Quanto è riuscita la poesia a farti fare questo? È stata fondamentale perché proprio ha rallentato il ritmo veloce che avevo, ero sempre alla ricerca anche un po' di me stessa, di un senso. Poi ho capito che bisogna proprio fermarsi, no? E osservare. Allora, nel momento in cui l'ho fatto è come se di nuovo ho avuto io un'apertura verso la vita ed è arrivato tanto. E allora la poetessa che era in mare, no? Alla ricerca del porto e tutto, si ferma la barca, va sulla spiaggia e che fa? Raccoglie una conchiglia. Allora leggiamo questa poesia dedicata alla conchiglia. Ho raccolto una conchiglia, la forza della tempesta l'ha strappata dal mare, nuove emozioni sorridono allegre. Sono incantata dalla bellezza della sua forma, sono curiosa, l'avvicino all'orecchio e il lamento del mare perduto risveglia la mia anima guerriera. Alzo la testa e mi lascio scaldare dal sole. Ho lasciato una traccia nel mio cuore. Le cose che restano sono quelle semplici. Osservo meravigliata i segni lungo il cammino. È un episodio vero? È un episodio vero. Proprio da bambina mi ricordo una giornata dopo ho trovato questa enorme conchiglia, l'avevo avvicinata all'orecchio, quindi mi ricordo proprio il rumore che avevo sentito, aveva rallegrato quella giornata, quindi è stato un bel ricordo, il profumo del mare, quello che avevo vissuto. Se tu oggi andassi di nuovo in riva al mare e raccogliessi una conchiglia e la portassi all'orecchio, cosa ti direbbe? Mi direbbe che sono cambiata tantissimo. Mi direbbe che è lei che ascolta me ogni tanto. Perché quando sono di fronte al mare parlo con lui e proprio abbiamo un bel rapporto e che mi piace proprio esprimere qualcosa proprio davanti al mare. Ecco che allora, trovata questo silenzio, questa pace, poi arriva uno tsunami che dà il senso alla vita, che poi alla fine è l'amore, no? E leggiamo la poesia Alice, Tsunami d'amore, pagina 69, dedicata a mia nipote. Ho visto un aquilone da lontano volare in alto. Mi sento felice. Il suono delle sue risate è inconfondibile perché sono dolci come lo zucchero filato. Mi piace urlare il tuo nome e vederti correre incontro mentre mi fai le linguacce. Tua madre ti tiene sempre per mano e tu ti senti sicura. Colmi la mia vita e mi porta ai verdi paradisi dell'infanzia quando bastava poco per essere allegri. Oggi ho un vestitino rosa, 2 codine e le scarpette luminose. Mia nipote speciale è il fiore più bello che annaffio con cure, che mai mi stancherà di veder crescere. Dolcissimo. E quando hai capito che era l'amore l'unica cosa per dare Sì. il senso alla vita? Quando ho capito l'amore in ogni cosa, perché senza amore poi siamo vuoti, ecco, questa è la verità. E c'è stato un momento preciso in cui tu hai capito questo?
Sì, l'ho capito quando ho fatto dei grossi cambiamenti personali. Lì ho capito che senza amore proprio c'era una parte di me che sì, non si sentiva completa, era un po' vuota, quindi l'ho capito nel momento in cui ho iniziato proprio a riempirla d'amore, quindi ho visto che poi non avevo bisogno d'altro. Robbie Williams diceva: quando guarderete la mia tomba ci sono 2 date, no? Una è la data di inizio, una di fine. Dimenticate, l'unica cosa che conta è il trattino in mezzo, no? E c'è una poesia che tu chiami Trattino. Dondolo la vita guardando i suoi piedi. Versi solcano l'orizzonte e scompaiono come scie luminose. La pioggia sparge il sapore del sale e la luna stabilizza l'asse terrestre. D'un tratto le galassie avanzano e l'universo maestoso respira e si inginocchia. Ammassi stellari nascono e muoiono e raggi di sole esplodono. Ogni cosa è sacra. La conoscenza può essere comunicata. Bisogna giungere alla fine senza vergogna. E cosa ci portiamo di questo trattino? Tutti i progetti che abbiamo realizzato, è quello poi in realtà. Progetti programmati che siamo riusciti a realizzare e che ci hanno reso proprio felici. Allora, andando verso la poesia finale, possiamo essere felici solo con l'amore, però tu dici che tutto questo deve anzitutto partire da dentro, ma deve essere poi anche sviluppato al di fuori, perché dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere, cioè dobbiamo recuperare quello che tu chiami lo sguardo del fanciullo, no? Lo sguardo del fanciullino di Pascoli. Allora, leggiamo Felicità a pagina 65 e poi lancia il messaggio finale ai lettori. Il primo passo viene da dentro. La profondità dell'amore viene dal risveglio, dal pensare, dal vuoto. Il linguaggio dell'anima non conosce confine, tempo, paura. Ho ascoltato il mio cuore e un venticello improvviso ha sparso per casa petali profumati. Sabbia colorata ha ricoperto i miei piedi e la pace ha cancellato tutte le ingiustizie. Ho aperto le mani e le ho riempite di me, delle cose in cui credo. Non sono invisibile, ma accolta. Le mie lacrime sono laghi incantati, i miei sorrisi girasoli che incantano gli occhi miei, fino a ieri bassi e tristi. Le nostre profondità sono sempre silenti, anche il mio cielo è interessante per la sua altezza. Prima di lanciare il messaggio finale, un'ultima domanda: cos'è quindi per te la felicità? È il qui e ora, è quando proprio la riconosciamo mentre ci capita, quello è la vera felicità. Lanciamo il messaggio finale? Il messaggio finale è quello mi augurio più grande che faccio a tutti, è di riconoscere la propria voce e di credere sempre in quello che facciamo. Grazie a Rosetta Ventura, senza mai gettare le parole a caso, ma senza pensarle, sempre pensare e meditarle. E grazie a tutti quanti. Grazie.